Bentrovati ad Amici Amici, il programma che mostra come bergamaschi e bresciani si conoscono e si stimano, almeno in questo speciale anno di Capitale della Cultura. Oggi due illustri personaggi musicali. Ai bergamaschi chiederemo di riconoscere Arturo Benedetti Michelangeli, che vedete sopra, acclamato pianista internazionale, nato a Brescia nel 1920. I bresciani invece dovranno riconoscere Gaetano Donizetti sotto, nato a Bergamo nel 1797, compositore dell'Elisir d'amore, solo per citarne una, e a cui Bergamo ha dedicato il suo teatro più importante. Brescia e perché, Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Amici amici, anche in questo secondo appuntamento iniziamo qui a Bergamo in compagnia di un bergamasco, vero? Giusto. Sì, ti chiami? Matteo. Matteo, come possiamo capire che tu sei davvero bergamasco, Matteo? Perché tifo l'Atalanta? Sei tifoso dell'Atalanta e sta cosa di Atalanta Brescia, tu che dici, Matteo? Chi ha mostrato più personalità nel corso degli anni in generale? L'Atalanta sicuramente. E se tu fossi nato a Brescia diresti sempre Atalanta. Allora, oggettivamente parlando, è innegabile che sia l'Atalanta quella ad essersi Più forte. mostrata più forte, determinata e con dei risultati veramente straordinari. A te oggi è capitata l'immagine di un personaggio non sportivo. Tu sapresti riconoscere questo signore bresciano? No. No, questo è un pianista, vedi che sta al pianoforte, vedi che sta suonando il piano, famoso pianista bresciano, qualche tempo fa, Arturo Benedetti Michelangeli. Basta, quindi tu invece conosci soltanto i calciatori dell'Atalanta. Sì. Tra cui? Zapata. Esatto, risposta esatta. E a Brescia tu la conosci, sei mai stato? Sì, un po' di volte. Sì, bellissima, bella città. Che cosa secondo te Brescia ha che Bergamo non ha e che cosa Bergamo ha e Brescia non ha? Bergamo è città alta, però vabbè anche Brescia ha una parte di Castello, sì. Sì, quello che manca a Bergamo secondo me è la multiculturalità che ha invece Brescia. E tu di che ti occupi, Matteo? Marketing. Ottimo, quindi quello che fa per noi. A proposito di marketing, ragazze, bresciano, bergamasche. Per ora ho provato solo bergamasche, quindi non ho un'opinione in merito. Gioca in casa, va bene, grazie. Andiamo a Brescia noi. Siamo tornati a Brescia in compagnia della signora Serena? No, Serena bella, serena pure la giornata. Senta Serena, lei è bresciana? Sì. Bresciana proprio? Di Montichiari? Mi faccia capire bene che lei è bresciana. Cosa Dica la ti parola posso in dire? dialetto bresciano. Non me ne viene neanche Un po', da un face. Tanfes. Tanto face. Senta Serena, questo è un personaggio bergamasco. Sì. Beh, non attuale, insomma, lei saprebbe riconoscerlo. Neanche non se ne parla. Musica, opera, Molto ignorante io. compositore bergamasco famoso. Non lo so. Bergamo ha dedicato a questo signore pure il teatro. Ah, sì. Donizetti, Gaetano Donizetti. Benissimo, ho indovinato. Lei non ascolta le arie liriche, non è una... No, assolutamente. Senta, lei ha amici bergamaschi? No, Ma no, perché non li vuole o perché non ce li ha? perché non ce li ho. Però se li avesse... Ok, va bene. Lei ha figli? Uno? Uno, è sposato? Sì. Ma se avesse sposato una bergamasca? lei Lui? come- Non avrei problemi assolutamente. Non sono razzista. No, razzista campanilista, insomma. Ma no, ma che c'entra? Ma va. Va bene, Serena, tante cose belle, auguri. Grazie. anche Sì, a può mandare un saluto voi. Tutti. agli amici, Bresciani e anche bergamaschi. magari in dialetto bresciano. Ciao, Steve. Bene. A Deutsch. Anche in bergamaschi, l'hanno capito, alla prossima, grazie. Brescia e perché,